Amici di Sgaialen, oggi siamo qui per parlare della cerimonia, ma anche di tutti gli aspetti pre-cerimonia. Se vi sposate in chiesa è importante farsi approvare dal parroco allestimenti floreali e le musiche scelte. Ricordatevelo, per questo è un aspetto veramente importante. Poi farsi mostrare quello che è le sedute sposi, le sedute testimoni, il banchetto, il tappeto, quindi questa famosa corsia, perché normalmente è sempre rossa damascata, quindi se non la volete, se avete altro, comunicatelo al parroco, perché sennò per default lo posizionano e spostarla il giorno del matrimonio sarebbe un problema. Eventuali piante presenti in chiesa fatele spostare, verranno posizionate un attimo per la giornata in sacrestia e dopo riposizionate dal vostro fiorista. Queste sono piccole pillole però importanti per tutta la fase prima. Andiamo poi al giorno stesso del matrimonio. Gli ingressi, lo sposo aspetta fuori, aspetta dentro? Questa è una domanda che mi viene sempre chiesta. Non c'è una regola in questo, non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato. Si può fare che lo sposo attende fuori, quindi arriverà 20-30 minuti prima dell'orario della cerimonia, farà accoglienza rispetto a quelli che sono gli ospiti in arrivo e arriverà poi la sposa. Sarà il padre che apre la portiera dell'auto, che darà un bacio in fronte o sulla mano alla propria figlia e lo sposo che consegnerà il bouquet alla propria amata. Nel momento in cui c'è stata questa accoglienza della propria donna, è il momento suo di entrare. Quindi 5 minuti prima entrerà al braccio della madre e aspetterà la propria sposa nel lato destro dell'altare e successivamente sarà la sposa che farà appunto il suo ingresso con eventuali paggetti o eventuali... Se invece la vostra scelta sarà che lo sposo attenda all'altare, ricordatevi di far accomodare sempre tutti gli ospiti prima per dare la giusta importanza anche allo sposo. Quindi lo sposo tendenzialmente dovrà avere la propria musica e dovrà avere il proprio ingresso trionfale tanto quanto la propria sposa. La sposa arriverà quindi in un successivo momento e ricordatevi come consiglio poi che la sposa si dovrà sedere nel lato posteriore della macchina, nel lato destro, perché è la giusta prospettiva soprattutto per il fotografo.